Appuntamenti in agenda per sabato 10 maggio. Prosegue fino a domenica 11 maggio a Santa Margherita Ligure il Mare Festival, dedicato alla potenza vivifica, evocativa, economica e politica del mare. Appuntamento dalle ore 10 a Villa Durazzo. Fino al 18 maggio la Sala Franco Lavoratori ospiterà la mostra fotografica Emilio Razzeto, il fotografo innamorato di Recco. A 100 anni dalla nascita, la città rende omaggio all'artista scomparso nel 2016 all'età di 91 anni. Orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sesto appuntamento dell'edizione 2025 stagione primavera-estate del Sabato dei Libri. Alle ore 10:30 allo spazio Zirandea Garden di Chiavari in via Raggio 37 si svolgerà l'incontro con Luisella Guasco e Michela Toni. Alla Società Economica di Chiavari viene allestita la mostra personale del pittore genovese Giovanni Pronzato, Sensazioni di luce e colore, che si terrà fino al 18 maggio alla Galleria Grasso in piazza San Giovanni numero 3 a Chiavari. L'inaugurazione avrà luogo alle ore 11. Orari di visita ingresso gratuito dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Torna Bimbi in Bici, manifestazione che promuove la mobilità sostenibile tra le nuove generazioni. L'edizione 2025 è composta da 4 tappe nel Tigullio, la prima a Chiavari con partenza alle ore 14:45 dalla piazza di San Pier di Canne e alle 15:30 da piazza Roma, con arrivo ai giardini Vincenzo Giudice di Caperana. Il comune di Deiva Marina ha aderito anche quest'anno al Maggio dei Libri 2025. Alle ore 16 si terrà all'Aula Magna del plesso scolastico dei Vese la presentazione del libro Caccia ai nazisti. Ancora alle 16 si svolgerà Sabato in Cultura. Lo chef Alessandro Dentone, presidente Unione Regionale Cuochi Liguri, presenta Mediterraneo nel piatto. L'incontro si terrà in Corso Garibaldi numero 52A a Chiavari con ingresso libero. Sempre alle 16 appuntamento in sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari con Serena Bertolucci, che guiderà il pubblico alla scoperta del noto bacio di Francesco Hayez, uno dei dipinti più iconici dell'Ottocento. Alle ore 17 all'Auditorium Società Filarmonica di Chiavari in Largo Pessagno 1 l'associazione Il Bandolo invita all'incontro Conversazione con Oreste De Fornari, autore e conduttore TV critico cinematografico. In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere 2025, dalle ore 17 alle 19, all'Hotel Italia Lido sul lungomare Castello di Rapallo, si terrà l'incontro aperto alla cittadinanza Orfani di femminicidio. L'entrata è gratuita.